La passerella della Scala dei Turchi, un'opera senza dubbio necessaria per evitare pericoli ai visitatori, ma che ha creato tante polemiche e continua a crearne. Ma il sindaco non ci sta. Ci sono delle critiche riguardo la passerella a Scala dei Turchi, ma qual è la verità, sindaco? Le critiche sono sulla mancata realizzazione probabilmente della passerella. La verità è questa, che dopo la frana del 16 dicembre del 2017 noi abbiamo attivato una serie di procedure per mettere in sicurezza il versante e consentire agli utenti di poter accedere sino alla Scala dei Turchi. Abbiamo attivato, dicevo, due strade, una che riguardava la redazione di un progetto che poi è stato fatto dalla protezione civile regionale, quindi abbiamo adesso un progetto già redatto per il quale aspettiamo il finanziamento da parte della regione siciliana. La seconda strada, che doveva essere quella più veloce e che consentisse l'accesso alla Scala dei Turchi, ha riguardato la progettazione di una passerella della lunghezza di circa 50 metri, una larghezza di 2 metri e comunque non invasiva e tutta in legno, così un poco come quella che abbiamo realizzata per un breve tratto, che consentisse di collegare la scala con la battigia e quindi con l'arenile, e quindi un accesso alla scala agevole. Come dicevamo, realizzare la passerella si è rivelato un atto indispensabile per consentire il passaggio delle persone dalla parte in cui vi è il rischio crollo del costone. C'è da dire però che le polemiche non aiutano certo a risolvere eventuali problemi sorti proprio con la collocazione della passerella. Forse era possibile fare di più, come spiega lo stesso sindaco Zicari. Il sovrintendente ha ritenuto di non approvare un progetto per motivazioni paesaggistiche. Al che ci siamo un po' arresi, non potendo fare il comune opere contro legge, ci siamo arresi alla decisione della sovrintendenza e quindi abbiamo realizzato questo percorso alternativo che passa attraverso l'acqua, dico sebbene l'acqua bassa meno del ginocchio per intenderci, e che raggiungesse la Scala dei Turchi attraverso una piccola passerella della lunghezza di 7 metri, che è quella che abbiamo realizzato proprio per evitare che la parte finale, che è la più pericolosa dove si arriva sulla scala, per evitare che ci volessero degli incidenti e quindi la gente scivolasse. Questo è tutto quello che abbiamo potuto realizzare. L'alternativa sarebbe stata la chiusura definitiva per tutta l'estate della Scala dei Turchi, con danni ingenti quantomeno all'immagine e all'economia del luogo. Riteniamo di non avere nessuna colpa, dico, io non parlo con documenti alla mano perché noi abbiamo fatto un'istanza che è regolarmente protocollata, però dico, la visione delle cose da parte di altri diversa dalla nostra non ci ha consentito proprio la realizzazione dell'opera.